Il conferimento del premio Una vita per l'opera 2011, assegnato a Maria Cristina Mazzavillani Muti, chiude il ciclo di eventi realizzati per onorare il centenario del debutto artistico dei tenori veneti Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli. La premiazione si è tenuta a Montagnana, presso Palazzo Valeri, la sala nobile di Credi Veneto, alla presenza dell'ormai consueto alto numero di partecipanti, a conferma del fatto che nella città la tradizione del bel canto resta viva e partecipata. È un premio, quello a Cristina Muti Mazzavillani, che conclude il ciclo delle Pertiliadi in un anno in cui abbiamo visto una serie di attività in onore di Aureliano Pertile per il centenario del suo debutto artistico. Un avvenimento straordinario, ben condotto, che porta pregio alla città di Montagnana. Prima della premiazione, il momento musicale è stato curato dagli artisti del Laboratorio Lirico del Veneto e precisamente dal soprano Bo Uiao e Piera Maria Ciuffarella, accompagnate magistralmente al pianoforte dalla maestra Daniela Candiotto. La signora Muti si è detta onoratissima di ricevere il premio e di avere finalmente conosciuto personalmente la città che ha dato i natali ai due grandi tenori e ha manifestato l'interesse nel poter creare una collaborazione fra il Laboratorio Lirico del Veneto e Ravenna Festival, di cui è fondatrice, presidente e soprattutto anima culturale. Il sodalizio può essere subito e facilmente fatto attraverso i giovani, le giovani voci. Voi vi curate di concorsi e di borse di studio e di laboratori, esattamente quello che faccio io nella mia città, perché non essere sinergetici, metterci insieme e le più belle voci farle cantare insieme. Cristina Muti tra l'altro ha fatto questa promessa importante: i nostri vincitori e i nostri finalisti del concorso saranno presi in considerazione per le produzioni di Ravenna Festival, un traguardo che ci siamo meritati e ci siamo conquistati con il nostro percorso di serietà e di produzione di cose importanti. Allora io saluto e invito gli amici di pianuranews.tv a essere partecipi e coinvolti in questo progetto. Vi aspetto.